Hit. Cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buon Natale a chi stasera sta male. Buon Natale a un viaggiatore spaziale. Buon Natale al mio portinaio che non può mai dormire. Buon Natale a lui. Buon Natale a chi sta chiuso a pagare. Buon Natale a chi sta in guerra a pregare. Buon Natale a tutti i bambini del mondo senza Natale. Buon Natale a te. Buon Natale a chi è senza amore. Buon Natale a chi solo muore. Buon Natale a chi non sa più che cosa è Natale. Buon Natale a me. Buon Natale a chi si vuol bene. Buon Natale a chi mi vuol male. Buon Natale a chi ha freddo e sogna in sole. Buon Natale amore. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Vorrei nevicasse amore come neve. Buon Natale a te. Buon Natale a chi è senza amore. Buon Natale. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, buon lavoro. Buonasera a voi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Io avevo scelto questa canzone di Raffaella Carrà, Buon Natale del 1984, perché nel weekend mi era venuta la nostalgia di una cosa che si faceva a Vibo Valentia sotto Natale, il Tombolone Show. Era la serata dei donatori dell'Avis, mio papà era un donatore dell'Avis, ecco perché ancora a maggior ragione io vi dico ogni volta date il sangue perché in ospedale serve sempre. E insomma sotto Natale la signora Wanda, che era la responsabile di allora dell'Avis, organizzava questa serata al Cineteatro Valentini, che oggi è chiuso da 30 anni. La canzone veniva cantata dall'amico Rino Putrino, che poi è stato tra l'altro presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, e lui, che aveva questa bella voce un po' alla Pupo, apriva la serata cantando proprio questa canzone. Buon Natale a chi stasera sta male, buon Natale a chi muore da solo e così via. Ecco, la cosa che io avrei voluto giocarla ovviamente sul tema della nostalgia, mi era venuto questo momento di nostalgia, condividerlo con voi. Poi invece la storia ha deciso altrimenti e dire buon Natale a chi da solo muore, penso
a chi è morto sulla spiaggia di Bondi Beach domenica notte, quando in Australia era già domenica, mentre da noi era ancora il giorno prima, e penso a chi ha dovuto soffrire in un qualcosa di vigliacco, di insensato, figlio dell'odio, figlio dell'antisemitismo, che è stato alimentato e con il silenzio dei leader, di alcuni vigliacchi, alimentato. È appena il caso di dire che il premier Anthony Albanese, il premier australiano, quando si è diffusa la notizia dell'attacco ai poveri ebrei che stavano festeggiando a Bondi Beach, non erano solo ebrei, perché spesso ci sono amici di altre religioni o che non necessariamente praticano un culto. Ecco, quando si è diffusa questa notizia, Anthony Albanese non ha avuto il coraggio di chiamare le cose col loro nome e ha parlato più genericamente di una sparatoria a Bondi Beach. Dopo che Re Carlo III, che è anche re d'Australia, ha pubblicato un comunicato nel quale esprimeva il suo dolore, chiamandolo come attacco antisemita, che è la verità, allora poi Albanese si è allineato. Ecco, io penso che abbiamo bisogno di leader coraggiosi, di leader che anziché dire al mondo vabbè, ma la strage c'è stata, dovremmo mettere più controllo sulle armi, abbiano il coraggio di prendere il toro per le corna e dire chiaramente basta con l'antisemitismo, basta con questi discorsi schifosi. È quello che ha fatto il Papa quest'oggi ed è quello che vorremmo sentire anche noi da parte di Albanese, che comunque si è impegnato a estirpare l'antisemitismo dal suo paese. Ecco, noi ci auguriamo che questo antisemitismo, che è stato ampiamente vezzeggiato in Occidente, venga fermato. Abbiamo bisogno di vivere in una società nella quale c'è rispetto per le religioni e nella quale nessuno debba morire assassinato in questo modo. E quindi stasera dedichiamo questa trasmissione, feriti a morte anche noi, alle vittime e ai feriti di questa strage, ripeto, insensata da parte di due signori, un pakistano che era stato accolto nel 1998 in Australia, che aveva fatto un figlio in Australia, che era diventato cittadino australiano, i quali però, a quanto risulterebbe all'antiterrorismo in Australia, avrebbero giurato fedeltà all'ISIS. Ed è drammatico che in pieno 2025 ci sia ancora l'ISIS, il califfato, e andare a fare il tiro all'ebreo nemmeno fossimo nel 1940. E c'è qualcosa di orrendo in tutto questo, e ne parleremo tra non molto con l'amica e collega Fiammetta Martegani, che frequentava quella spiaggia, che conosce quell'ambiente e che quindi ci racconterà come vanno le cose. Ma adesso è giunto il momento del diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi. Andiamo pure, Natalia. Trump è di mestiere uno scafato imprenditore immobiliare, abituato a ridurre i problemi, anche quelli più complessi, a semplici alternative, tipo questo immobile lo acquisto o lo vendo, da o a chi e a che prezzo. La gestione del mondo è molto più importante che non l'acquisto o la vendita di un immobile. Sinora questa gestione Trump l'ha trattata da gradasso. Certo che scuotendo la pianta delle altre potenze, qualche frutto sarebbe caduto a suo beneficio. Ha cominciato vellicando Putin per steccarlo dalla Cina. Putin però non è uno scemo e ha detto di no. Allora ha cominciato a vellicare Pechino, il suo reale antagonista, e non ha cavato un ragno da un buco. Se l'è poi preso con l'India, il paese più popoloso del mondo, e ha finito per regalarla alla Russia. Adesso se la prende con l'Europa, che se non reagirà finirà nelle grinfie di Mosca. Il risultato? Trump poteva costruire un duopolio mondiale con la Cina da una parte e gli USA dall'altra. Sta invece realizzando un tripolio costituito da USA, Cina e Russia, quest'ultima con annessa l'India e parte dell'Europa. Un interlocutore dal quale
Washington uscirà schiacciato perché resterà una potenza sola contro le altre due che tra l'altro sono alleate fra di loro. Grazie come sempre a Pierluigi Magnaschi. Intanto si sono fatte le 18:23 minuti e 40 secondi. Io direi che possiamo andare con il Qui Parlamento. Stasera con noi l'onorevole Giorgia Andreuzza su concorrenza e miglioramento dei servizi. Vai pure Natalia. Qui Parlamento. Andreuzza, prego. Grazie Presidente, Sottosegretario e colleghi. Oggi andiamo ad approvare il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. Questa legge annuale non rappresenta solo un adempimento tecnico, ma un tassello fondamentale delle riforme strutturali richieste dal PNRR. Soprattutto una scelta politica chiara: continuare a costruire un'Italia più competitiva, più moderna e più trasparente. Voglio ricordare che la legge annuale sulla concorrenza è prevista dal 2009, ripeto 2009, e per oltre 10 anni non è mai stata rispettata la scadenza annuale. Nel PNRR questa mancanza viene definita esplicitamente come una criticità da superare, sottolineando che la legge è essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione e promuovere un mercato più aperto, più efficiente, rimuovendo ostacoli ingiustificati, tutelando consumatori e qualità del servizio. Ebbene, solo con questo governo la continuità è stata pienamente ristabilita dal 2021 annualmente fino ad oggi, 4 leggi consecutive. Un risultato politico che parla da sé, nel segno della responsabilità. Dopo anni di inerzia, questo governo è il primo ad aver ripristinato la cadenza annuale. Sostenere la concorrenza non significa privatizzare o svendere, come abbiamo sentito dire in aula o in commissione. La concorrenza è uno strumento di giustizia economica perché garantisce ai cittadini servizi migliori, costi più bassi e più trasparenza. La concorrenza premia la qualità, l'innovazione e la capacità di stare sul mercato. Con questo provvedimento la maggioranza sceglie una strada chiara di non difendere le rendite, ma difendere i cittadini che pagano i servizi. Il disegno di legge parte da un testo del governo già solido, contiene interventi mirati su settori strategici, tutti coerenti con gli obiettivi del PNRR e con le segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In discussione generale i colleghi hanno già trattato i punti e mi soffermerò solo su alcuni temi. Il primo tema trattato nel testo riguarda i servizi pubblici locali, dando più responsabilità e trasparenza. La norma introduce parametri oggettivi per valutare quando una gestione è inefficiente e obbliga l'ente locale ad adottare misure correttive, fino nei casi più gravi alla risoluzione del contratto. Per la prima volta, se un servizio non funziona, non lo si potrà più nascondere. L'inefficienza diventa un fatto misurabile e sanzionabile. Questa è una svolta culturale prima ancora che normativa. Trasparenza ed efficienza non negoziabili nel rispetto dei cittadini. Un altro punto importante riguarda il favorire la concorrenza nella realizzazione e gestione comunali delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Si tratta di un servizio dalla domanda sempre più elevata nel territorio nazionale e i comuni dovranno strutturare le procedure di gara per l'installazione delle colonnine di ricarica, garantendo più operatori e più concorrenza, evitando monopoli locali che rischiano di far lievitare i prezzi a danno degli utenti. Altro tema trattato riguarda il trasporto pubblico regionale. Viene modificata la normativa vigente, introducendo obblighi istruttori per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionali, sia ferroviario che su gomma. Le regioni dovranno pubblicare ogni anno il calendario delle gare per i servizi ferroviari regionali, così da evitare affidamenti opachi e dare certezza agli operatori sulla scadenza dei contratti. L'autorità di regolazione dei trasporti emanerà inoltre linee guida per migliorare la qualità degli affidamenti entro il 2026.
Viene poi esteso il modello semplificato di aggiornamento dei diritti aeroportuali a tutti gli scali sotto i 5 milioni di passeggeri, cosiddetti aeroporti minori, favorendo competitività e crescita di molti aeroporti regionali. Interessante poi è l'introduzione di un nuovo reato che punisce l'impiego professionale di biocidi, ad esempio nella cosmetica, a volte utilizzati con modalità difformi dalle indicazioni presenti nelle relative etichettatura. Questo per evitare pericoli alla salute, prevedendo fino alla reclusione nei casi più gravi. Una misura sicuramente a tutela della salute dei consumatori. Altro tema di rilievo è la definizione di una nuova strategia nazionale per il trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di rafforzare il passaggio dalla ricerca alle imprese e sostenere l'innovazione delle filiere produttive. Per garantire una regia unitaria, Mimit e Miur adottano un atto di indirizzo strategico triennale che stabilisce priorità, obiettivi, criteri comuni per l'uso delle risorse. La Fondazione Enea Tech e Biomedical viene riorganizzata e rinominata Fondazione Tech e Biomedical, diventando il perno operativo del sistema. A esso vengono destinati fino a 250 milioni di euro già disponibili, così da concentrare in un unico soggetto specializzato la gestione dei programmi. La governance viene ridefinita con nuovi organi nominati dal governo e con strutture dedicate ai programmi di trasferimento tecnologico. La riforma crea quindi un sistema più coordinato, trasparente e orientato all'impatto, pensato per accelerare l'innovazione e rendere più competitivo il sistema produttivo italiano. Si risolve poi finalmente una criticità interpretativa segnalata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fin dal 2019, chiarendo requisiti e maggioranze necessarie per qualificare come le società tra i professionisti. Una norma semplice ma molto attesa, che darà certezza agli operatori e favorirà investimenti nel settore professionale. Colleghi, la concorrenza è uno strumento di libertà economica, di responsabilità amministrativa, di tutela al cittadino. È un ingrediente fondamentale per un paese che vuole crescere, attirare investimenti, innovare, essere competitivo nello scenario europeo e globale. Con questo provvedimento la maggioranza mantiene l'impegno assunto con l'Europa, ma soprattutto mantiene l'impegno con gli italiani rispettando le peculiarità del nostro territorio. Quello di migliorare i servizi pubblici, quello di sostenere le imprese, quello di ridurre le inefficienze, quello di combattere le rendite, quello di favorire l'innovazione, quello di costruire un mercato più moderno e più giusto. Per tutte queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo Lega al disegno di legge annuale per la concorrenza. Grazie. Grazie, Andrea. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono, chiama 030 68 40
408. Tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 18:36 minuti e 22 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la puntata numero 1099, tra l'altro, di Zoom. Questo che avete ascoltato era Ludovico Einaudi con Nuvole Bianche, live del 2019. Io sono sempre Antonino Danna, vi ricordo come sempre, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molto altro ancora. Vi ricordo i nostri recapiti: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure il telefono che apriremo subito dopo la fine del faccia a faccia con Fiammetta Martegani. L'argomento è la strage di Bondi Beach. 029294 7222. Io ho parlato appunto stamattina con Fiammetta Martegani, valentissima collega del Foglio di Avvenire, che da Tel Aviv mi ha raccontato la sua esperienza in Australia a Bondi Beach. Abbiamo parlato di questa orrenda e orribile strage. E allora lascio a lei la descrizione di ciò che è avvenuto e lascio a voi le vostre valutazioni. Natalia, vai pure. E allora io torno ad avere come graditissima ospite la nostra Fiammetta Martegani, che come sapete è una collega che scrive per Avvenire il Foglio, ma è anche curatrice del Museo Ebraico in quel di Lecce. Fiammetta,
Io ieri ho visto un post che tu hai fatto sui tuoi social dove tu raccontavi di essere stata in passato a Bondi Beach, di conoscere quindi il posto e raccontavi appunto come questa atmosfera di festa dovuta ad Hanukkah, la festa delle luci, che oggi è al suo secondo giorno, correggimi se sbaglio, dura 8 giorni nell'ambito dell'ebraismo. Ecco, questa festa è stata distrutta e ha colpito al cuore l'Australia con questo vile attentato che al momento, per quanto si sappia, ha fruttato 15 morti. C'è una vittima di 10 anni, il più anziano ne ha 87 e c'è un ragazzino in condizioni critiche, almeno ieri notte così diceva la TV australiana, perché l'ho guardata fino a una certa ora, in condizioni critiche all'ospedale St. Vincent. E Fiammetta, ma perché tutto questo? Bella domanda. Comunque, tra l'altro l'uomo di 86 anni era un sopravvissuto ad Auschwitz, tanto per Ecco. dirne una. Comunque, perché tutto questo? Intanto io mi sento profondamente ferita anche a livello personale perché, come raccontavo nel mio post che ho postato sui social, io ho vissuto a Sydney e a Bondi Beach. E Bondi Beach è un luogo simbolico, in un certo senso, perdonami il paragone alle Torri Gemelle di New York. Nel senso che Bondi Beach è il quartiere di Sydney più frequentato dai turisti per via di questa spiaggia meravigliosa di surfisti, ma ha una peculiarità storica, ovvero che negli anni 50 apparteneva in realtà alla periferia di Sydney, anche perché all'epoca non c'era il culto del surf come oggi. Le spiagge erano frequentate da, tra virgolette, concedimi il termine, poveracci, che nello specifico negli anni 50 erano soprattutto gli immigrati italiani e gli immigrati ebrei, ragione per cui di fatto a Bondi Beach ancora oggi c'è nonostante la gentrificazione per cui ora è diventato per assurdo, non per assurdo come in tutto il mondo, uno dei quartieri più cari di Sydney, proprio per via dei turisti, ma ancora oggi esiste questa viva comunità italiana e israeliana, ragione per cui quando io ho vissuto a Sydney mi vivevo lì, perché avevo trovato la mia comunità, all'epoca soprattutto di amici italiani. Io sono arrivata a Sydney da Milano. E per questo, tra l'altro, a Bondi Beach, questo periodo che in Italia chiamiamo natalizio, che in realtà, essendo che l'Australia ha le stagioni al contrario, è estate piena, in spiaggia a Bondi Beach vengono celebrate tutte le festività, il Natale e Hanukkah. I surfisti vanno a surfare col cappello da Babbo Natale o la Hanukkah. La cosa terribile di questo attentato, oltre appunto ai morti, è stato proprio di andare a colpire il cuore vibrante dell'Australia, anzi il cuore internazionale dell'Australia, perché quello che poteva succedere ieri, grazie a Dio, non è successo, che oltre alle 16 vittime appartenenti alla comunità ebraica avrebbero potuto morire i turisti che tutti i giorni frequentano la spiaggia di Bondi Beach. E questa secondo me è la cosa su cui dovremmo riflettere più di tutto, che questa ondata di antisemitismo globale, anzi poi vorrei sottolineare che in realtà non è globale, è occidentale, ci arriviamo, ma non colpisce solo gli ebrei, perché se si fa un attentato in un luogo pubblico nel mondo possono perdere la vita cittadini di tutto il mondo, oltre al fatto che tecnicamente gli ebrei sono cittadini del mondo, ma lasciamo un attimo da parte. Infatti il 7 ottobre sono morti di varie nazionalità, mica solo ebrei. Perché ricordiamoci questo, che i cittadini australiani che ieri sono stati uccisi non hanno passaporto israeliano, c'era forse solo uno israeliano, e non hanno nulla a che vedere con il governo di Netanyahu, posto che questa sia la questione, che secondo me non è. Quindi ricordiamoci che ogni volta che, perdonami il termine tra 8 virgolette, l'Occidente legittima la Global Intifada, a farne le spese è l'Occidente stesso. E mi permetto ora di sottolineare questa questione dell'Occidente, di nuovo tra 8 virgolette, che a me non piace. Io vorrei non dover utilizzare queste categorie obsolete, perché io credo nel mondo globale, ma non nell'intifada globale. Eppure quello che a cui abbiamo assistito in questi 2 anni, dal 7 ottobre in avanti, è stata una legittimazione da parte di certi apparati tipicamente occidentali, tra cui i media e le accademie,
che hanno legittimato questa deriva di antisemitismo, che non è cominciata ieri a Sydney, è cominciata l'8 ottobre alla Columbia University, quando ancora c'erano i terroristi di Hamas in giro per i kibbutz e l'esercito che cercava di fermarli. Non erano passati 24 ore dall'attacco ai kibbutz che le università di New York e poi Londra, Parigi, Milano, eccetera, già stavano fomentando questo odio antisemita, che quindi non ha nulla a che vedere con il governo di Netanyahu. Questa cosa io ci tengo a dirla per 2 ragioni. La prima è che io faccio parte di questo establishment, perché sono giornalista e accademica, ho un postdottorato, vengo da quel mondo in cui 20 anni fa, quando studiavo antropologia in Bicocca, i miei professori mi facevano leggere dei testi in cui veniva spiegata l'atto di resistenza femminista nelle donne islamiche che indossano l'hijab. Questo accadeva 20 anni fa. E questo fa parte di quella sovrastruttura che poi fa sì che sia perfettamente normale che venga compiuto un attentato come quello di ieri a Sydney. In questi 20 anni è stata costruita una sovrastruttura. Purtroppo il 7 ottobre non ha fatto che accelerare quello che però era un odio viscerale che è sempre esistito. E pochi tra i nostri colleghi, Antonio non sta parlando solo dell'Italia, sta parlando di tutto il mondo. Sì, ha voglia. E io mi sento comunque di appartenere alla categoria degli accademici, perché ho fatto una carriera accademica, ho avuto un'accademia accademica per 10 anni dopo che ho finito i miei studi. Pochissimi all'interno dell'accademia e del mondo dei media hanno cercato di fare tutto il possibile per arrivare al punto in cui siamo arrivati oggi. Quindi siamo tutti corresponsabili, io mi ci metto di mezzo e sottolineo questa peculiarità occidentale, nel senso che se guardiamo i media o le accademie nel mondo asiatico, che comunque costituisce la maggior parte del mondo, per fortuna l'Occidente ormai è una minoranza, no? Perché l'Europa, gli Stati Uniti e l'Australia tutti insieme sono 4 gatti, sono un miliardo di abitanti. Il resto del mondo, per fortuna, l'Asia, l'Africa e il Sud America, invece non hanno voluto prendere questa deriva antisemita, forse perché in realtà non è nei loro cordi, non è nel loro DNA. Non dimentichiamoci che l'antisemitismo è stato costruito in Europa e che quindi si è ramificato nelle appendici dell'Europa, che sono gli Stati Uniti da un lato e l'Australia dall'altro. Quindi noi europei, visto che io fino a prova contraria indiana non sono e tantomeno kenyota, dovremmo assumerci la responsabilità di capire cosa abbiamo fatto di sbagliato, non negli ultimi 2 anni, negli ultimi 80, ma come negli ultimi 2 anni abbiamo accelerato questo motore di antisemitismo, i cui effetti saranno deleteri, ripeto, non solo per gli ebrei. Gli ebrei sono una minoranza, ma nel momento in cui si legittima il terrorismo internazionale, vedi l'11 settembre, a perdere la vita purtroppo saranno tutti i cittadini del mondo e quindi questa cosa va fermata. Non so come, Antonino, io non so come farlo. Il fatto stesso che noi ne parliamo secondo me è una cosa molto importante, per cui ti ringrazio, ma bisogna essere purtroppo loud and clear. E io stessa confesso che in questi 2 anni ho fatto fatica ad essere così esplicita, perché prima di tutto ero sconvolta, immersa nel dramma della guerra in cui vivo costantemente, perché vivo a Tel Aviv. Adesso la guerra non è finita, ma c'è stato il fuoco, quindi se non altro c'è un po' di tempo per pensare e sto pensando che qualcosa va fatto il prima possibile. Chiametta, guarda, qui non è questione di ringraziare, qui è solo questione di essere dalla parte dell'umanità. L'umanità prescrive che non si debba andare a sparare ad anima viva, specialmente in nome di Dio, che uno ci creda o meno. Il problema è che mentre io e te parliamo, mentre in Australia, io guardavo appunto la TV ieri, dalla politica ai semplici passanti ti dicono che la lotta adesso è riconoscersi negli Australian values, cioè che i cittadini sono tutti uguali e non vanno molestati in questo modo, e se tu vieni qui per fare queste cose torna al tuo paese. Mentre tutto questo accade, ad Amsterdam ieri sera, lo guardavo ora su Instagram, sull'account di Noi Chiamiamo Israele,
e c'era il solito gruppo di Propal fuori da un teatro tenda dove gli ebrei si erano riuniti a celebrarsi in santa pace, a Hanukkah, come chiunque dovrebbe avere il sacrosanto cazzo di diritto in Occidente e nel mondo, e sono andati a scassare i cabasisi con le bandiere della Palestina, dal fiume al mare, tutta quella immondizia che circola nelle nostre scuole, che circola nei nostri giornali, che circola per le nostre strade, perché l'altro problema è che qui ormai il virus, il cancro, è già alla metastasi. Cioè io non posso accettare che si facciano ancora dei convegni dove vanno i reduci della flottiglia, manco fossero quelli del quarto quadrato del 49, gli eroi, quelli che gliel'hanno fatta vedere a Israele. Sì, sì, lo Stato di Israele è crollato proprio grazie a quei 4 rincoglioniti della flottiglia. C'è gente che sono stati utili idioti di Hamas, vergogna, e che hanno messo in difficoltà il nostro Stato. Io tra l'altro ho avuto la possibilità di intervistare alcuni sopravvissuti, e quello che mi diceva questa ragazza, madre come me, australiana, ebrea australiana, è che in questi 2 anni più volte gli ebrei australiani si sono rivolti alle istituzioni perché si sentivano lasciati abbandonati. Hanno chiesto il rinforzo della sicurezza di fronte alle sinagoghe, di fronte alle scuole. Lei mi sta dicendo, per esempio, che oggi non manderà le sue bambine a scuola perché è una scuola ebraica e ha paura che... Certo. E però appunto mi diceva di come il governo, che nella fattispecie, io tra l'altro mi considero una persona di sinistra, è un governo di sinistra. Laburista, sì. Se ne è levata le mani. E poi l'altra cosa che mi diceva che è il clima. Perché appunto se Sydney è coperta di bandiere palestinesi, in un certo senso l'attentatore si sente legittimato a coprire del genere. Ci tengo, e poi purtroppo dobbiamo chiudere perché la giornata va avanti. Non ti preoccupare. Che chi ha fermato l'attentatore è un cittadino australiano. Perché ci tengo a dire questa cosa? Perché lungi da me dire che la causa dell'antisemitismo è l'Islam. Oi voi è un'espressione in Yiddish, tra l'altro. Una cosa che non mi smetterò mai di ripetere, che in questi 2 anni per me è stato molto più difficile dialogare con i miei migliori amici milanesi che non con i miei amici palestinesi. Io tuttora ho un dialogo proficuo con i miei amici palestinesi che condannano questo tipo di atto di terrorismo. E se si pensa a cosa ha portato al cessate il fuoco, non sono state le grandi parole dei leader europei o australiani. Non dimentichiamoci che il primo ministro australiano è uno di quelli che insieme a quello inglese e francese hanno dichiarato l'autonomia dello Stato palestinese. Sì, non dimentichiamo che nell'immediatezza dell'attentato Anthony Albanese ha parlato di sparatoria. Solo dopo il messaggio di Re Carlo III che lo condannava come atto antisemita, anche lui l'ha definito tale. Scusa, vigliacco. Ripeto, sottolineiamo che comunque il primo ministro australiano è uno di quelli insieme a quello inglese e a quello francese che hanno riconosciuto il palestinese prima ancora che entrasse in vigore il cessate il fuoco. Ora, chi ha portato al cessate il fuoco? Non, scusami, questi 4 imbecilli europei australiani, no, ma i paesi del Golfo che si sono seduti per cercare di portare avanti gli accordi di Abramo, che sono tra l'altro la ragione che ha portato al 7 ottobre. Quindi il mondo islamico, tra l'altro mi trovavo ieri a festeggiare Hanukkah con una mia collega giornalista inglese che vive tra Tel Aviv e Dubai. Ha vissuto e lavorato, tuttora lavora per un quotidiano di Dubai per 16 anni. E quindi ho raccontato come veramente nel Golfo ci sia un grande sentimento di identificazione nei confronti degli israeliani. C'era prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre si è accelerato. Quindi io, e poi concludo, ci tengo a sottolineare che il problema non è l'Islam, che la maggior parte del mondo islamico è solidale a Israele proprio per via della sofferenza che loro stessi hanno vissuto e continuano a vivere a causa del terrorismo islamico. Quindi in questa equazione quello che a me lascia scioccata è di come l'Occidente invece si stia portando l'Occidente stesso alla deriva. Il Medio Oriente Unito, a parte l'Iran e quei 4 pazzi che sono rimasti a Gaza e in Libano. I pazzi ci sono ovunque,
anche in Italia e in tutto il mondo, però a livello di popolazioni il Medio Oriente è unito, l'Occidente non lo è. E su questo, secondo me, Antonino, concludiamo, ma noi occidentali dovremmo farci una bella domanda. Perché, di nuovo, in pericolo non sono solo gli ebrei? E Perché con abbiamo questo- dimenticato le lezioni della storia, questa è la verità. Abbiamo Comunque, dimenticato concludo questo. per una nota positiva, Hanukkah è la festa delle luci, tra l'altro da cui è derivato il Natale, ragione per cui molto spesso a Bondi Beach, ma anche a Tel Aviv e a Milano, a casa mia, per strada no, perché ormai rischierei la vita, di solito si celebra Chrismukkah, che sono Christmas e Hanukkah assieme. Quindi colgo questa occasione per mandare un messaggio di auguri a tutti i miei amici ebrei, cristiani, atei, buddisti, chi più ne ha più ne metta. Il mondo è un posto meraviglioso, però è nostra responsabilità preservarlo e quindi è arrivato il momento che dobbiamo fare qualcosa. È vero, sono pienamente d'accordo. Ma anche già parlare significa togliere quel silenzio che alimenta i mostri. Quindi ti ringrazio del tuo tempo. Grazie a te, Antonino. Buone feste a tutti. A voi tutti e che tutto il mondo, come dici tu, sia kite. Sì. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18, 55 minuti e 3 secondi, 0292947222, se volete intervenire a commento del faccia a faccia con Fiammetta Martegani di questa sera. La ringrazio molto ancora una volta del suo tempo e delle sue parole estremamente chiare. Qui è una sfida culturale, qui è anche un rischio proprio di suicidio dell'Occidente, di suicidio culturale dell'Occidente che cancella una parte delle sue radici, e non so fino a che punto questo possa essere un vantaggio per l'Occidente stesso, per la sua realtà, per quello che esso è. Noi è inutile che ci giriamo troppo attorno, siamo figli della cultura giudaico-cristiana e greco-romana. Diamo un'occhiata intanto alle agenzie. Zelensky, siamo sull'ANSA, sui territori posizioni diverse ma siamo costruttivi. Merz, se Putin ha decenza fermi le bombe almeno a Natale. In corsa a Berlino i colloqui con la delegazione americana. I dirigenti americani, crediamo che i russi accetteranno le garanzie di sicurezza per Kiev nell'accordo finale. Ancora il lutto, il regista Bob Reiner, la moglie uccisi a Los Angeles, il figlio Nick accusato del duplice omicidio. La legge di bilancio, arriva un nuovo pacchetto del governo da 3 miliardi e mezzo e il testo dell'emendamento riformulato sull'oro, le riserve di Banca Italia appartengono al popolo. Ancora scoperte migliaia di orme di dinosauri al Parco dello Stelvio, emergenza idrica in Sardegna, foto dal satellite che mostrano il lago Omodeo che si svuota, nell'isola presente solo il 35% della quantità invasabile di acqua. Cast del festival al completo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono Sarà Sanremo. E poi ancora diamo un'ultima occhiata, libero l'imam di Torino, il Viminale pensa al ricorso, eccolo qua. Non è stata gradita al Viminale la pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha liberato l'imam di San Salvario Mohammed Shahin. Ed ora, a quanto si rende, scrive l'ANSA, gli uffici del Ministero starebbero valutando di presentare ricorso contro la decisione dei giudici. Era stato il ministro Matteo Piantedosi a firmare il decreto di espulsione per Shahin. L'imam ha lasciato il CPR di Caltanissetta in applicazione della decisione della Corte d'Appello di Torino, che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento in struttura. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla questura di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione non sussistono elementi che possano far parlare di sicurezza dello Stato o ordine pubblico.
l'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi. Il tribunale di Caltanissetta ha sospeso il diniego della domanda di protezione internazionale, il cosiddetto asilo politico, presentato dall'imam colpito da un provvedimento di espulsione del Ministero dell'Interno, lo si è appreso da fonti informate. La domanda era stata respinta dalla commissione territoriale di Siracusa. L'imam è assistito dagli avvocati Fairuz Ahmed Jama e Gianluca Vitali. Per effetto della decisione del Tribunale di Caltanissetta, l'espulsione dell'imam Mohammed Shein non è più esecutiva, e quanto spiegano all'ANSA fonti a conoscenza del procedimento. I giudici nisseni hanno sospeso il rigetto della richiesta di protezione internazionale che era stata presentata dai legali dell'imam alla commissione territoriale competente, quella di Siracusa. In sostanza, sempre secondo quanto viene spiegato, Shein non può essere accompagnato alla frontiera e può soggiornare in Italia in attesa che si concluda l'iter sulla sua domanda di asilo politico. Tanto io vi dovevo alle 18:59 minuti e 10 secondi, e visto che non arrivano telefonate, a questo punto Natalia prepara pure Cantares di Juan Manuel Serrat del 1969, perché questo vuol dire che ci avviciniamo a Contare i passi, la bellissima rubrica a cura di Carla De Bernardi. Vai pure. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Grazie Natalia. E allora alle 19, 3 minuti e 13 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato Juan Manuel Serrat Cantarés del 1969. Significa che dopo 2 settimane di assenza, per vari motivi, è tornata la nostra Carla De Bernardi con Contare i passi, la sua bellissima rubrica dedicata al Cammino di Santiago. Questa sera noi facciamo 2 tappe del cammino, arriviamo fino a Pamplona e in particolare la nostra Carla ci racconta i rischi del mestiere, cioè tutto ciò che si fa o che non si fa o che si rischia quando si va sul cammino, anche perché sul Cammino di Santiago, appunto, che viene raccontato con questa bellissima rubrica, il vero problema la notte non sono tanto gli effluvi altrui, perché l'igiene è una cosa fondamentale per chi fa 25 km di strada al giorno, ma il vero problema sono i casinari notturni, segnatamente i tedeschi che s'alzano presto per battere i record e soprattutto chi russa. Ebbene sì, e io che russo come un'argenta turbodiesel, qualcuno di voi se la ricorderà nei primi anni '80, ecco, io che russo allo stesso modo vi lascio immaginare come potrei arrivare sano e santo a Santiago di Compostela. Adesso quindi andiamo con Contare i passi e poi ci salutiamo alle 19:45 con Andrea Laszlo De Simone, Immensità del 2019. Appuntamento con noi domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci sarà il senatore Claudio Borghi, ci sarà Scuola di Magia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, questa sera è tornata a trovarci Carla De Bernardi con il suo Contare i passi sulle orme del Cammino di Santiago. Intanto grazie ancora una volta, cara Carla, grazie del tuo tempo. Grazie anche per la pazienza nell'affrontare le intemperie elettroniche che ogni tanto ci creano problemi, però ce la facciamo sempre. Ben trovata. Allora, siamo partiti da Roncisvalle, oggi dove si va? Allora, io direi di fare così. Oggi facciamo la prima tappa, magari anche la seconda fino a Pamplona, sì. Perché le prime 2 tappe, per l'appunto, che durano circa una 50ina di chilometri, portano a Pamplona, che è una città che credo tutti conoscano nella cultura collettiva. Pamplona è una delle città della Spagna più note, anche per la sua feria di luglio, no? Certo. La feria di luglio, ecco, io quella non l'ho mai vista perché le corride la corsa di San Firmino. Esattamente quella, quindi Pamplona è molto conosciuta nel mondo per quello, ma è una cittadina meravigliosa. Comunque le 2 diciamo cittadine di avvicinamento invece non sono conosciute, perché sul Cammino di Santiago appunto hai delle città come Pamplona, Burgos, León e tante altre che sono importanti città, non sono certo villaggi, però hai anche dei villaggi intermedi o delle piccole città intermedie dove ti fermi per fare tappa. E quando parti da Roncisvalle, la prima tappa subito dopo si chiama Larra Soagna. Larra Soagna però è a 27 chilometri da Roncisvalle, e quindi io con il gruppetto con cui ero, perché ti ho detto che siamo partiti in 8, poi a Puente della Reina in 6 sono tornati indietro e siamo rimasti io e Lalla, la mia famosa vicepresidente degli Amici del Monumentale. E quindi siamo partiti, abbiamo deciso che 27 chilometri per noi erano troppi e ne abbiamo fatti 21, e quindi ci siamo fermati a Zubiri. Zubiri è un villaggetto di quelli, proprio di quelli che il Cammino di Santiago ha fatto rinascere, perché arrivando e attraversando, facendo tappa in questi villaggi, dei luoghi che prima erano dimenticati, cioè conosciuti soltanto dai locali, sono diventati luoghi di transito, per cui tu arrivi con la strada, praticamente attraversi il villaggio, e il villaggio di solito è fatto da poche case, una chiesa, una piazzetta, una Calle Mahor, che chiamano sempre la strada principale Calle Mahor, intorno alla quale ci sono le cose principali della città, i bar
e quelle cose lì, ma a Zubiri non c'è molto altro. C'era come si chiama, un alberghe non vuol dire albergo, alberghe vuol dire ostello, che si chiamava Zaldico, non so se c'è ancora, perché ti dico, io l'ho fatto anni fa e quindi non so se quello che ho visto io, ho fatto io, oggi è uguale, perché da allora poi il Cammino di Santiago ha preso uno sprint molto forte. Quando sono andata io era ancora intermedio, non ci andava ancora tantissima gente, mentre invece adesso so da amici e leggendo le varie cronache che è molto affollato, soprattutto nei mesi estivi, quindi luglio-agosto, e soprattutto in quel tratto del cammino che sono gli ultimi 100 chilometri, che partono da un villaggio, anche quello molto, molto caratteristico, che si chiama Sarria, perché ti danno, se hai fatto gli ultimi 100 chilometri, quindi 4 tappe sostanzialmente, ti danno la Compostela, che è questo documento che attesta che tu sei pellegrino a Santiago. E essere pellegrino a Santiago per tante persone ha un senso. È chiaro che se fai tutto il cammino, 800 chilometri è un discorso, se fai soltanto gli ultimi 100 è un po' diverso, ma è sempre l'intenzione quella che conta, no? Beh, certo. Non è detto che tu debba per forza farlo tutto, anche perché molte persone non possono, o per motivi di lavoro o di salute, e quindi gli ultimi 100 chilometri comunque ti qualificano come pellegrino di Santiago. E mi dicono che quegli ultimi 100 chilometri lì sono veramente molto molto affollati in luglio-agosto, e comunque tutto il cammino. Il cammino, metti conto, che ha preso, scusa, Prego. ha preso una grande notorietà ed è diventato un cammino che molti desideravano e poi percorrevano intorno agli anni '80, perché prima erano veramente rarissimi i pellegrini che andavano a Santiago. Invece negli anni *80 e soprattutto dopo che Paolo VI, ha fatto è andato a Santiago, mi sembra nell'89, alla fine degli anni quello 80. è Giovanni Paolo II allora, perché Paolo VI Hai ragione. era morto da 11 anni. Sì. Hai ragione, Giovanni Paolo II è andato a Santiago alla fine degli anni '80 e poi c'è tornato sempre lui, mi sembra 10 anni dopo, e al Monte d'Ogozzo, che è una montagna che è proprio subito prima di Santiago, lui ha fatto un raduno della gioventù con 600.000 giovani, da quel momento in poi il cammino è diventato, dalla fine del Novecento, è diventato veramente un luogo molto conosciuto e molto ambito, cioè ha cominciato veramente ad animarsi di veramente tanti pellegrini. E adesso che sono passati quasi 30 anni da allora, mi dicono che sia molto molto affollato. Io ho avuto il privilegio di farlo in un momento in cui sì, c'era gente, però gli ostelli erano sempre pieni, però non c'era sovraffollamento, non c'era overtourism, come dicono oggi, no? Per cui camminavi tranquillamente senza trovare ingorghi, credo quello neanche adesso, perché capisci che comunque, siccome il cammino si svolge su un chilometraggio molto lungo, è difficile che, a meno dei famosi 100 chilometri finali, dove rischi di trovare tanta gente che cammina, veramente una piccola folla che cammina. Però sul resto del cammino non troverai mai una folla, perché per l'appunto sono quasi 1000 chilometri e quindi anche se partono in tanti la gente si sparpaglia, perché poi uno si ferma in un posto, uno in un altro, eccetera, eccetera. E comunque ai miei tempi camminare era semplice, incontravi qualcuno lungo la strada e poi li ritrovavi ovviamente la sera negli ostelli. E quindi poi la sera nell'ostello c'era il momento di comunità, di fratellanza, di amicizia, di condivisione, che è la cosa forse più bella del cammino, credo che ne abbiamo già parlato. Sì. Perché questa vita comunitaria a cui noi non siamo abituati, almeno io non ero certo abituata. Forse ci può essere più abituato chi da bambino fa lo scout, no?
Io non ho fatto lo scout da bambina, forse chi fa lo scout da bambino sì, oppure chi fa campeggio. Invece io non avevo mai fatto queste cose e quindi per me questo mangiare tutti assieme, dormire tutti assieme, fare delle cose tutti assieme era una novità e mi è piaciuto moltissimo perché è lo spirito di San Francesco, è lo spirito dei monaci, no? Condividere il desco, condividere il cibo, condividere magari, come succede sul cammino, un momento di preghiera o un momento di raccoglimento e questo è sicuramente la parte del cammino che ti entra più dentro perché la condividi con gli altri, perché quando cammini sei dentro te stesso, quindi è un cammino interiore molto forte ed è un cammino di conoscenza molto forte di te stesso e di connessione con l'universo, con la natura, con quello che c'è intorno. Ma il momento comunitario, quando condividi questo con gli altri, ovviamente passi a un livello umano superiore, no? Non sei più solo tu, non è più il tuo ego, che comunque sul cammino l'ego lo dimentichi, cioè quello che c'è di buono è che tu sul cammino l'ego lo metti da parte. Non succede mai che ti dicano, che ti chiedano cosa fai nella vita. Sì, magari così è un passant, ma non è importante cosa fai, è importante, tu rappresenti solo te stesso, non rappresenti il mondo da cui vieni. E tant'è che anche l'abbigliamento e l'equipaggiamento è piuttosto comune, è difficile, cioè non hai lo zaino di Dolce Gabbana e gli scarponcini di Prada, no? L'equipaggiamento del camminatore è unico, cioè sono scarponi da cammino, scarponi da trekking, che possono essere più o meno di una marca o di un'altra, ma sono tutti simili tra loro, la stessa cosa lo zaino, e l'abbigliamento è un abbigliamento comodo e tecnico, quindi non è che tu riconosci uno perché non ti porti, ammesso che a casa tu ce l'abbia, non ti porti il Rolex sul cammino, non ti porti, che ti posso dire, le collane d'oro, gli orecchini, sul cammino tu veramente sei la tua essenza, rappresenti la tua essenza, non rappresenti null'altro. E quindi quando incontri qualcuno, solitamente il dialogo parte con come mai sei qui, quando sei partito, da dove sei partito, l'hai già fatto, tutte cose che riguardano il cammino. È difficilissimo che qualcuno ti chieda a casa tua che cosa fai, se sei avvocato, medico, idraulico, commercialista, parrucchiera o casalinga. Non interessa a nessuno. E quindi questo tipo di ragionamenti non si fa. Senti, ma i recidivi, quelli cioè che incontri per la seconda volta, quando li incontri per la seconda volta e gli dici perché sei ancora qui, di solito che rispondono? No, cioè quelli che stanno facendo il cammino. Sì, quelli che lo stanno facendo la seconda volta. Quelli che lo fanno, ma c'è anche chi lo fa 3, 4, 5 volte. Io conoscevo uno simpaticissimo, Alfredo di Roma, anzi, che l'aveva fatto 9 volte, perché lui ogni 3-4 anni doveva farsi il cammino. E niente, la sensazione che tu provi sul cammino è una sensazione che vuoi provare di nuovo. Cioè una volta che l'hai fatto il cammino e torni a casa, ti viene una grande nostalgia del cammino. Si chiama lo spirito del cammino, lo chiamiamo così noi pellegrini, ed è una cosa che ti entra dentro e che fa sì che tu, di quel cammino che hai fatto, che appunto nel mio caso era il primo, ti rimanga un grande desiderio di tornare. Tu sai che nostalgia è un termine che è stato inventato dagli svizzeri, che vuol dire il dolore del ritorno, nostos al goz. Sì. Cioè tu senti proprio questa pulsione, questo desiderio, che è un po' doloroso perché la nostalgia ha questa caratteristica, il desiderio di tornare. Io quando sono tornata da Santiago la prima volta, mi ricorderò sempre, era il 18-20 di ottobre, in aereo con Lalla, eravamo solo noi due perché gli altri erano tornati indietro molto prima, abbiamo detto ma no, ma chissà, non torneremo mai più, è finita. Eravamo veramente, veramente tristi, contente di quello che avevamo fatto, ma tristi che fosse finito. Tant'è che si dice, ed è vero, che le ultime tappe uno rallenta, perché uno non vuole arrivare, capisci? Quindi le ultime tappe uno cerca di allontanare il momento dell'arrivo. Poi riparti fatalmente e sull'aereo di ritorno io e Lalla dicevamo non torneremo mai più, chissà quando. Insomma, era il 20 di ottobre, il 30 di dicembre eravamo a Santiago
perché siamo tornate per fare 2 mesi dopo, per fare l'ultimo tratto che ci mancava, che era da Santiago a Finisterre, che sono altri 100 chilometri, che però partono da Santiago e arrivi sulla costa dell'oceano, che si chiama l'Oceano Tenebroso, e arrivi a questo capo Finisterre, che dicono gli spagnoli è il capo più a ovest dell'Europa, mentre c'è chi dice che è un altro, ma insomma, sai, un po' la tifoseria, però è sicuramente un capo molto, molto come dire, che sembra la fine della Finisterre, sembra la fine della terra. E però di Finisterre poi ti parlo un'altra volta, perché sennò qui bruciamo l'argomento, perché Finisterre ha tutta una sua storia e dei suoi riti e delle cose che si accompagnano alla partenza e all'arrivo e al cammino di Finisterre. Tant'è che c'è la Finisteriana, che è un documento a Compostela, prendi la Compostelliana, la Compostela, scusami, e a Finisterre ti danno la Finisterrana, che quindi è un altro documento che attesta che hai fatto anche quel pezzo lì. Ma torniamo a noi, torniamo alla Rasoagna e a Pamplona. Alla Rasoagna ci siamo fermati, ti ho detto, a Zubiri, in questo alberghe che si chiama appunto Zaldico. Chiederò agli amici pellegrini se c'è ancora. Era semplicissimo, era una locanda con 4 camere, con dei lettini assolutamente semplici, era veramente francescana quella locanda lì. E a questo punto divaghiamo un attimo e ti dico un'altra cosa che fanno i pellegrini. I pellegrini, quando si incontrano, si dicono 2 parole, che una la dice uno dei 2 o uno del gruppetto e l'altro risponde con un'altra parola. E queste parole sono Ultreia e Suseia. Ultreia vuol dire vado oltre, e Suseia vuol dire vado più su. E queste 2 parole qui vengono da il canto del pellegrino. Il canto del pellegrino è un canto medievale che è contenuto in un libro, in un documento, un libro ovviamente miniato, che si chiama Codex Callistinus, e il Codex Callistinus sono 5 libri, tutti dedicati a Santiago. Nel primo libro si parla appunto è una liturgia legata a Santiago, è tutta la liturgia. Poi nel secondo libro si parla dei suoi miracoli, nel terzo libro non mi ricordo di che cosa, nel quarto libro si parla di Carlo Magno, perché sembra che Carlo Magno fosse apparso in sogno Santiago sul cavallo bianco e l'avesse spinto ad andare in Spagna. E nel quinto libro è un diario del pellegrino, è una guida del pellegrino, nel senso che si dice la prima guida turistica che si conosca, ed è proprio una guida turistica il quinto libro del Codex Callistinus, vale a dire che tu trovi, per l'epoca, siamo nel 1100, tra il 1139 e il 1173 è stato scritto, quindi nel secondo secolo, XII secolo, non secondo, è stato scritto da tale che si dice si chiamasse Améric Picot, di cui non si sa neanche se sia realmente esistito. È preceduto il Codex Callistinus da una bolla di Papa Callisto II, ed è per questo che si chiama Calixtinus, e nel quinto libro c'è proprio questa guida del pellegrino con le tappe, dove fermarsi a mangiare, esattamente quello che fanno oggi le guide del Cammino di Santiago, solo legato ai luoghi che c'erano nel 1150 sulla strada. E quindi i pellegrini consultavano, portavano con sé gli scritti, certamente non portavano con sé il codex miniato, ma insomma esisteva questa guida, non so come venisse trasmessa, e i pellegrini sapevano che cosa li aspettava sul cammino, ma proprio dettagliato anche cosa mangiare e queste cose qua.
E nel Codex Callistinus, che si chiama anche Liber Sancti Jacobi, quindi il libro del Santo Giacomo, del Santo Jacopo in spagnolo, Giacomo nella nostra accezione, c'è questo canto del pellegrino. Il canto del pellegrino te lo leggo perché ovviamente non me lo ricordo più, è molto breve, sono 2 righe. Dice: Herru Santiago, Got Santiago e Ultreia e Suseia, Deus adiuvanos. E quindi, signor Santiago, buon Santiago, sempre più avanti Ultreia, sempre più su Suseia, Deus adiuvanos, Dio aiutaci tu. E questo è il canto del pellegrino, e di questo canto ovviamente è rimasto Ultreia e Suseia. E quindi tutte le volte che incontri qualcuno che sta andando nella tua direzione o nella direzione opposta, dici Ultreia, Suseia. Fai conto che difficilmente trovi persone, a meno che siano persone locali del luogo, che vanno nella direzione opposta. Cioè il cammino di Santiago al contrario, c'è chi lo fa, si chiama la vuelta, cioè il ritorno, c'è chi lo fa, però non è così frequente. A me sarebbe sempre piaciuto farlo. Chissà mai se un giorno invece non deciderò proprio di fare la vuelta. Se no il flusso di persone va verso Santiago. Fai conto che il sepolcro di Santiago era così, nell'antichità era così importante, il culto di Santiago, perché Santiago era l'unico apostolo che non era sepolto a Roma, ma era sepolto, appunto, l'abbiamo detto l'altra volta, tornando dal martirio, che era stato decapitato con i suoi tornando con i suoi 2 allievi, che poi morirono anche loro e furono tutti e 3 seppelliti assieme. Quando ritrovarono la loro tomba venne eretta la prima cappella, su cui poi i vari re e i vari vescovi spagnoli hanno eretto quella che oggi conosciamo tutti come la Cattedrale di Santiago, che era un monumento romanico importantissimo e bellissimo, e all'interno è ancora completamente romanica, ma all'esterno è stata rimaneggiata in stile gotico spagnolo, e quindi fuori è una cosa e dentro è completamente un'altra. Inutile dirti che dentro è molto mistica e fuori è molto ridondante, perché sono 2 stili completamente diversi. E quindi, prima tappa Zubiri, stiamo lì. Cosa succede quando arrivi? Quando arrivi in un paese, la prima cosa che fai 2 cose sostanzialmente. Vai a mettere giù lo zaino, se hai avuto caldo o ha piovuto, sono 2 eventi normali, soprattutto in estate faceva molto molto caldo, ti cambi, perché ovviamente quello che hai addosso deve essere lavato. Quindi la prima cosa che fai quando arrivi in un ostello, cerchi di lavare le cose che hai usato durante il giorno. Ti cambi, e ti cambi già con quello che indosserai il giorno dopo. Quindi il giorno dopo sarai già pronto. Ovviamente di notte ti metti non un pigiama, ma insomma un pigiama o quello che però il tuo abbigliamento quando arrivi a fine tappa è quello già del giorno dopo. E prima cosa che fai, lavi tutto e asciughi. Allora, in posti come l'Hotel Zaldico non c'era la lavatrice, non c'era l'asciugatrice, che sono la lavadora e la secadora, e quindi abbiamo lavato tutto a mano e abbiamo steso tutto il bucato all'esterno. Normalmente, siccome il Cammino di Santiago è attrezzato per tante persone, gli ostelli sono attrezzati per tante persone, hai un locale lavanderia dove hai la lavatrice, appunto, la asciugatrice spessissimo, se non sempre, altrimenti stendi fuori. E comunque la prima tua esigenza è quella di liberarti dei vestiti sporchi e prepararti per poi andare a fare la spesa, perché la seconda cosa è mangiare. Fai conto che a mezzogiorno mangi qualcosa al volo, ti porti dietro di solito una frutta, delle noci, dell'acqua, un succo di frutta, o ti fermi a mangiare un panino in un bar o una fetta di tortiglia, che in tutti i bar, tutti della Spagna, c'è la tortiglia, come da noi ci sono le patatine fritte, da loro c'è la tortiglia. E comunque mangi poco a mezzogiorno, anche perché poi devi camminare durante il pomeriggio, e quindi la sera hai una fame spaventosa. I casi sono 2: o sei in una locanda o in un ostello dove viene servita la cena, e questo è per esempio nelle nostre locande nei nostri ostelli d'ospitaleros, dove si cena solitamente tutti assieme,
oppure vai in un locale, di nuovo un ristorantino, a mangiare se la locanda non offre il ristorante, e se invece puoi prepararti da mangiare da solo, vai a fare la spesa. Vai a fare la spesa e compri le cose che ti servono per cucinare. Questo non a Zubiri, perché a Zubiri, come ti ho detto, l'albergo era molto semplice, non c'era la cucina per i pellegrini, ma in molti posti c'è la cucina proprio per i pellegrini. Quindi tu fai la spesa e poi cucini con gli altri. Anche quello è un rito molto divertente, molto bello, perché lo dicevo già l'altra volta, chi taglia l'insalata, chi apparecchia, chi affetta, chi bolle l'acqua. È sempre una grande festa preparare da mangiare tutti assieme. Anche quella è una festa comunitaria, anche quella è un modo di stare insieme, no? Poi incontri persone di tutte le nazioni, anche questa è un'altra cosa bellissima del cammino. Scusami se ogni tanto divago dal tema principale. Infatti io ho una curiosità da chiederti. Cioè, dimmi. tu dici, uno arriva, sente la necessità di lavarsi, di pulirsi e così via. Ma la notte, no? Io immagino tutte quelle scarpe che hanno macinato strada. Stanno fuori. Ecco. C'è sempre un locale dove tu puoi, o ci sono degli scaffali, o comunque le scarpe stanno fuori, o le metti addirittura fuori dal Cioè non ci sono effluvi notturni no. al Gorgonzola, per fortuna. Non è capitato. L'unica cosa notturna che ti può succedere, e quella mi è successa anche spesso, è di trovare i famosi roncador. Il roncador è il russatore. Sì. Addirittura c'è un ostello dove c'è una camera per il roncador. Meraviglioso. Ma normalmente il roncador te lo becchi. E io mi ricordo che nella mia classifica personale i roncador più infami e impietosi che ho trovato erano giapponesi. Mamma mia, giapponesi, guarda caso. Giapponesi. Non so se fosse un caso, se quel povero giapponese avesse problema di adenoidi, ma io mi ricordo una notte in cui non ho letteralmente chiuso occhio perché il giapponese ha russato tutta la notte come un camion impazzito. È lanciato a tutta velocità. No, il problema delle scarpe non c'è. I pellegrini poi sono tutti molto puliti. Guarda, non mi è mai successo di trovare qualcosa che potesse disturbarmi sotto il profilo dell'igiene personale, mai. Le docce, per esempio, sono docce comuni, no? E ci si mette in fila per fare la doccia. Io mi ricordo proprio a Roncisvalle, la mia prima esperienza a Roncisvalle, prima tappa, questo enorme ostello che aveva, che era, non so se ti ricordi se l'avevo detto, una collegiata del 1100, aveva sotto, nel piano terra, avevano fatto no, il piano terra, scusa, il piano terra era il dormitorio, c'erano 120 posti letto e sotto avevano ricavato le docce, la cucina, in quel caso c'era la cucina, e ci siamo messi tutti in fila per fare la doccia, e per fare la doccia c'è voluta un'oretta, perché ti metti lì in fila col tuo asciugamano, col tuo accappatoio, quel che è, accappatoio di quelli leggeri, non di quelli di spugna, di quelli di microfibra, o col tuo asciugamano, e ti metti in coda col tuo saponcino o il tuo bagnoschiuma, il tuo shampoo, e aspetti con calma di farti la doccia. Non sei in un albergo, non hai il bagno al piano, non hai il bagno tuo. È un po' come andare a militare. Esattamente, è come andare a militare. Hai detto esattamente la cosa giusta. Solo che in questo caso è una cosa che tu fai volontariamente, non sei obbligato Quindi ci sono le docce, immagino, per le donne e quelle per gli uomini. Esattamente. E poi ovviamente anche lì c'è una policy, no? Non stai sotto la doccia mezz'ora, non ti comporti come se fossi a casa tua. Quindi, comunque questa è così. Quindi per l'appunto a Zaldico facciamo il bucato, poi andiamo a mangiare, non mi ricordo dove abbiamo mangiato, e poi abbiamo proseguito. Siamo passati dalla Rassoagna, che era leggermente più un villaggio un po' più importante. Lì mi ricordo che c'era il Ponte della Rabbia prima di arrivare. Perché della Rabbia? Perché era c'era un pilone vicino a questo ponte dove dovevi, non tu perché non avevi il bestiame, ma nei tempi antichi il bestiame veniva fatto girare 3 volte intorno a questo pilone che era a fianco del ponte, perché per preservarlo dalla rabbia. Era un rito
apotropaico per rendere immuni gli animali dalla rabbia. Se questo riuscisse o non riuscisse, non te lo so dire, ma era un rito che veniva fatto nell'antichità. Allora, a Soagna c'era una chiesa dedicata a San Nicola di Bari. Il culto di Nicola di Bari sul cammino è molto diffuso. È uno dei santi, oltre a Santiago, l'altro santo che piace tanto sul cammino, gettonatissimo, è Nicola di Bari, che sai che sarebbe poi San Nicola, no? Sì, è Babbo Natale, certo, lo hanno... Esatto. E adesso questo, per la prossima puntata cercherò di ricordarmi, di andare a cercare perché San Nicola di Bari sia così amato sul cammino di Santiago, perché poi lo ritrovi anche a Burgos, tante chiese dedicate a San Nicola ci sono. E vabbè, e quindi poi dopo il cammino prosegue. Fai conto che ci sono tante salite e discese sul cammino, non è che tu vai in piano. Per cui a un certo punto mi ricordo che i miei amici erano stanchi alla Rasoagna, perché me lo ricordo perché ho scritto questo libro, ovviamente, se no non me lo potrei ricordare, e hanno deciso di fare una tappa in autobus. Invece io ero stata colpita e affondata dalla malattia del cammino. La malattia del cammino è quella che prevede che tu, piuttosto che salire su un mezzo dotato di ruote, fai qualsiasi cosa, cioè ti metti in mente al primo passo, ti metti in mente che farai tutto il cammino a piedi, caschi il mondo, e io ho fatto questa sfida a me stessa, e quindi io non sono mai salita su un mezzo semovente, né su un taxi, né su un autobus, né su un treno, cosa che invece ad altri capita di fare, perché se sei stanco morto prendi e magari l'ultima tappa, l'ultimo chilometraggio lo fai in bus. Invece io mi ero messa in mente di non farlo, quindi i miei amici sono saliti sul bus, sono andati e ci siamo ritrovati poi a Pamplona, per l'appunto. Pamplona è una città molto bella, con dei palazzi antichi molto belli. Entri in città da una grande porta, poi c'è un sacco di gente in giro che canta, balla, è veramente una cittadina meravigliosa. E anche lì, come al solito, se volete fare il bucato, lì c'erano Secadora e Lavadora, perché era un ostello con 114 posti letto, 114, e modernissimo, si chiamava Ostello Jesús y María, ed era comunale, perché ci sono degli ostelli che sono religiosi, conventi o parrocchie, poi ci sono quelli comunali, poi ci sono quelli privati, e questo era comunale. E qui, pur essendoci 114 letti, erano suddivisi in moduli da 4 letti l'uno, a Castello, 2 letti e 2 letti, un modulo, e poi il modulo vicino, 2 letti e 2 letti. Lì c'era una cucina attrezzatissima, una lavanderia attrezzatissima, e quindi lì era facile fare il pellegrino, diciamo che non eri sacrificato. E quindi, prima cosa, bucato, Lavadora e Secadora, e poi giù a visitare Pamplona. E Pamplona è veramente molto bella, ce lo devo dire. E quindi siamo andati come prima cosa alla Messa del Pellegrino, perché tutti i posti che sono tappa del cammino, alle 6 di sera hanno la Messa del Pellegrino. Se c'è una cattedrale come a Pamplona, la messa è in cattedrale. E c'è la benedizione dei pellegrini in tutte le lingue dei pellegrini, perché loro sanno che pellegrini sono arrivati, perché c'è un registro, e quindi in tutte le lingue dei pellegrini viene fatta la benedizione. Sai che l'ho detto tante puntate fa, mi sembra, che Goethe disse l'Europa si è fatta andando a Compostela, e questa è una cosa verissima, perché a Compostela ancora oggi, adesso arrivano anche dal Giappone, dall'Ecuador, dal Brasile, tantissimi dal Brasile, da tutti i paesi del mondo, ma all'epoca arrivavano da tutta Europa, e quindi c'era questa commistione di lingue, di esperienze, di storie che venivano condivise con, come ti dicevo, gli ordini cavallereschi che proteggevano i pellegrini, che facevano avanti e indietro, e quindi si è creata nel Medioevo la cultura europea. Cioè la cultura europea nasce lì, non nasce a, come si chiama, a Ventotene. Direi. Senti Carla, noi abbiamo ancora 5 minuti di tempo,
Ma diciamo così, questa Pamplona che ricordo ti ha lasciato? Mi ha lasciato il ricordo di una città spagnola nel senso proprio iberico del termine, cioè questa allegria, questo fatto appunto che, non so, c'era un chioschetto dove c'era un concertino di 4 persone, in un altro punto della città trovavi gente che col suono di tamburelli ballava e cantava magari in costume, e quindi proprio questo senso di essere in Spagna, cioè non potevi essere che in Spagna. Se ti avessero catapultato lì con una benda sugli occhi e non ti avessero detto dov'eri, a parte la lingua ovviamente, ma avresti capito di essere in Spagna. Cioè è lì che si comincia a vivere davvero la Spagna. Sì, è lì che si comincia a vivere la Spagna, quindi noi siamo andati in giro per le vie, viuzze, a fare appunto la spesa, eccetera, e poi siamo andate al bar Irugna. Il bar Irugna è un bar, diciamo il bar più famoso di Pamplona, in piazza, che sul tendone bianco ha una grande faccia, un faccione di Hemingway, perché Hemingway, che frequentava invece la fiera di San Fermin, perché ne parla anche nei suoi libri, se non ricordo male, aspetta, in quale libro ne parla della fiera di San Fermin? Io Hemingway l'ho letto praticamente Non vorrei tutto. sbagliarmi, forse per chi suona la campana, e poi c'è anche Fiesta. No, allora no, non è per contraddirti, ma per chi suona la campana è legato alla sua... Quella è la guerra di Spagna. A quando è stato ferito. No, Festa è quella non è dedicata a San Firmino, Festa di Hemingway. Allora, perché sì, giusto, Fiesta di Hemingway, bravo, perché lui scrive anche Festa Mobile, che è il mio preferito, che è ambientato a Parigi. Invece hai ragione tu, mi stavo confondendo con Festa Mobile, sì, che è uno degli incipit più belli della letteratura mondiale, perché dice, eravamo... sostanzialmente dice, lui era con la sua nuova moglie, quando arriva, la sua prima moglie arriva a Parigi, e dice che erano giovani, felici, anche se non avevano una lira, e si resero conto che Parigi era una festa mobile. Inizia così Festa Mobile, cioè questa coppia di innamorati parigini, che arriva a Parigi squattrinati, che capiscono subito che Parigi è una festa mobile. È uno dei più bei libri di Hemingway, secondo me, da rileggere, anzi lo rileggerò. E invece la fiera di San Fermino è in fiesta, come dice anche la parola stessa. E quindi il bar Irugna sostengono i titolari che era il bar preferito di Hemingway, e infatti quando sei lì ti senti molto, molto nello spirito. È un bar inizi Novecento, con le pareti di legno, gli appoggiare i piedi, soffitto a cassettoni, e quindi aspetta che e quindi poi con i tavolini di marmo, quelli bordati di ottone con la base di ghisa, le sedie di legno da bistrò. È veramente un luogo molto suggestivo il bar Irugna. Pareti stracariche di bottiglie, colonne di ghisa che sostengono il soffitto. È un bar Irugna, se qualcuno che ci ascolta va a Pamplona, non manchi assolutamente il bar Irugna. Però sai, io a Pamplona mi sono fermata a mezza giornata, sono arrivata alle 4 del pomeriggio e sono andata via la mattina dopo presto, perché per il cammino si parte presto. In tutti gli ostelli trovi... raramente non trovi da fare colazione, cioè è rarissimo che tu debba andare a fare colazione al bar, e la colazione è importante perché poi devi camminare 6, 7, 8 e parti a quell'ora lì, alle 7, 7 e mezza. C'è però chi parte alle 5 e mezza, alle 6, quelli a volte sono dei grandi rompiscatole, perché svegliano tutti. Se tu stai dormendo in un ostello, se uno si sveglia alle 5, 5 e mezza e comincia a fare lo zaino, poi in questo caso il premio Nobel per il casino mattutino lo do dei tedeschi, che si erano svegliati tipo alle 5, un gruppetto di 4 tedeschi, aveva fatto un tale casino che avevano svegliato tutta la camerata, incuranti completamente del fatto che tutti gli altri stessero dormendo.
perché non ha senso partire alle 6 del mattino, perché poi comunque tu quando hai fatto i tuoi 25 chilometri è inutile arrivare a mezzogiorno, conviene prendersela comoda, cioè conviene invece ci sono delle persone che vogliono fare le tappe velocissime, ci sono anche persone che vogliono fare, e questi tedeschi erano di quella categoria lì, che vogliono fare delle tappe di 40 km, vogliono fare dei record. Allora quelli lì non sono, hai capito, dei pellegrini, quelli sono dei ragazzotti o delle ragazzotte che vogliono fare una prestazione, e però se li incontri è fastidioso perché rompono le scatole, perché si alzano all'alba, fanno casino, svegliano tutti e poi quando arrivi trovi che hanno già messo tutti i loro zaini sui letti, hanno già occupato militarmente l'ostello Carla, mi successivo. sono rimasti 40 secondi. Settimana prossima di che parliamo? Allora, settimana prossima continuiamo il nostro viaggio, perché da Pamplona, no, perché poi questa cosa è divertente. Io a Pamplona ho fatto una diversione e mi sono portata in un posto che si chiama Canfranc Station. E allora prossima settimana tutti a Canfranc, grazie. Canfranc, che è legato alla storia dell'oro nazista. Ecco, Canfranc. grazie. Per cui è appassionante.